Bentornati con il nuovo appuntamento con le previsioni meteo. Stiamo ovviamente assistendo a un'Italia spaccata a metà, conseguenza quindi per il nord a forti temporali, impulsi freschi dall'Atlantico e poi invece il sud che vive due ondate di caldo estreme. Già adesso viviamo valori fino a 43 gradi sulla Sicilia e una nuova ondata fino a questi valori continuerà almeno tra venerdì e sabato. Molto importante sottolineare il fatto che l'anticiclone africano continuerà sempre a rimanere orientato sui settori dell'Europa orientale, pur avendo però dei forti temporali su quella nord orientale, e questo continuerà a portare caldo torrido, quindi valori molto sopra la media, ovviamente anomali per il periodo. Il nord invece continuerà a essere rinfrescato, diciamo, dal passaggio di questi impulsi. Le temperature, come vedete, saranno anomale fino a giovedì su questi gradi, di conseguenza dal nord a sud si vede benissimo la differenza. Vedete appunto i picchi che raggiungeremo fino alla giornata di giovedì, poi ovviamente avremo anche venerdì molto caldo, un po' meno comunque su centro Italia, poi le temperature caleranno comunque a partire da sabato e parleremo fra pochissimo. Vedete come i forti temporali spingeranno a partire da sud-ovest, giungerà un primo fronte proprio a partire dal pomeriggio sul Piemonte e sulla Lombardia e poi entro la serata e la nottata successiva sul Veneto, il Trentino e il Friuli. E queste saranno le aree più colpite e infatti sottolineiamo con esattezza proprio dove saranno più coinvolte le aree, come vi dicevo prima, sempre con motto da sud-ovest verso nord-est, e le aree più interessate quindi da anche locali su parcelle possibili, soprattutto sul Piemonte e la Lombardia, e col sistema anche lineare che potrà viaggiare verso il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Queste saranno appunto le aree a rischio. E poi giovedì sfonderà ulteriormente questa depressione, andrà sempre più scavando verso il Mediterraneo occidentale per colpire ovviamente in pieno il nord Italia, sempre ancora da nuovi fenomeni. Le aree più interessate saranno sempre quelle del nord-ovest fino alle medio-alte pianure, quindi ancora una volta la Liguria verrà un po' schivata da questa fase. Comunque possibilità nel pomeriggio di un temporale proprio sulla genovese, e poi come vedete entro già la mattinata e il pomeriggio si avranno questi forti temporali soprattutto sulla Lombardia, l'area un po' più interessata, e poi fino al Veneto e il Friuli entro la serata di giovedì. Queste le aree quindi che risentiranno maggiormente. Aumenterà anche un po' di nuvolosità sul centro Italia. Al sud bel tempo, sole splendente, e poi ovviamente dalla giornata di venerdì le correnti sudafricane continueranno a spingere sempre di più al meridione, continueranno ad alzarsi benissimo le temperature, ancora un'impennata termica oltre i 40 gradi, e di conseguenza per questa formazione di un minimo depressionario sul Mar Ligure porterà un'intensificazione del caldo al sud Italia e invece una bella rinfrescata con forti temporali attesi, però attenzione tra il pomeriggio e la serata di venerdì proprio sul nord Italia, specie sul Veneto, sull'Emilia Romagna, e quindi queste saranno le aree al momento più soggette alla spinta appunto di questi venti di sfondamento da nord-est più freschi in ingresso proprio sul Mar Ligure. Faranno un calo delle temperature molto importante col passare ovviamente del weekend. Le aree più interessate le abbiamo viste, e sabato quindi questa forte perturbazione che però, attenzione, continuerà a spingersi sempre più verso il nord-est dell'Europa, quindi solamente nel pomeriggio risentiremo di qualche pioggia o rovescio temporalesco solo sulle zone montane e pedemontane e in parte anche sulla Liguria. Quindi questi saranno i settori più interessati. Nel corso comunque della giornata non avremo niente, solamente nelle ore pomeridiane sentiremo quindi di fenomeni, e poi quest'aria un po' più fresca pensate riuscirà a arrivare anche fino al centro-sud. Infatti questi saranno i valori per la giornata di domenica, quindi saranno un po' più belli, insomma rinfrescanti soprattutto per il sud, quindi vivremo delle temperature, delle termiche in media, se non ovviamente sopra la media del periodo, soprattutto al nord. Questi gli aggiornamenti meteo, come sempre rimanete aggiornati, e ovviamente buona rinfrescata al nord, poi che arriverà dai anche al sud Italia.